Salve a tutti! In questo video vi parlerò della volontà dei Veneti in relazione al processo di unificazione nazionale. Bisogna chiedersi, ma i Veneti volevano essere uniti al Regno d'Italia? Molti sostengono di no, molti sostengono che i Veneti in realtà stavano benissimo sotto la dominazione austriaca. Alcuni sostengono che quella del Piemonte non è stata una liberazione, ma piuttosto una conquista. Tutt'al più, diciamo, le tesi meno forti sono quelle che dicono che comunque sia il Risorgimento, e questo non vale solo per il Veneto ma per tutta l'Italia, è stato opera di una minoranza ristretta della popolazione, di poche appunto e ristrette elite. Contro questa tesi, quindi del Risorgimento come di un fenomeno minoritario, si sono espressi in un passato recente alcuni storici, come ad esempio Alberto Mario Banti o Paul Gisburg, che nelle Annali d'Italia Einaudi, dedicate appunto al Risorgimento del 2007, hanno addirittura sostenuto la tesi del Risorgimento come un fenomeno di massa, specificando anche cosa si intendeva per fenomeno di massa. Nell'introduzione infatti si legge di massa nel senso che al Risorgimento, inteso come un movimento politico che ha avuto come fine la costituzione nella penisola italiana di uno Stato-nazione, hanno preso attivamente parte molte decine di migliaia di persone, che altre centinaia di migliaia di persone, spesso vicine a coloro che hanno militato in senso stretto, al Risorgimento hanno guardato con partecipazione, con simpatia sincera o con cauta trepidazione. Quindi di massa sì, considerando il contesto dell'epoca, sostengono appunto questi due storici, un contesto in cui era molto diffuso l'analfabetismo, in cui le comunicazioni, gli spostamenti erano difficoltosi, difficili, insomma ci si spostava soprattutto ancora in carrozza oppure a piedi. Cioè, in questo contesto storico il numero di coloro che hanno partecipato attivamente alle guerre per l'unificazione della penisola italiana si deve comunque considerare un numero consistente. E portando il discorso sul caso del Veneto, nel Veneto la maggioranza della popolazione è costituita da contadini che si trovano in una condizione, in una situazione di miseria, di povertà, di ignoranza, una piaga diffusa nelle nostre province. Nel 1800, ad esempio, è la pellagra, una malattia che fa numerosissime vittime, dovuta ad un eccessivo consumo di mais, la famosa polenta, unito ad uno scarso apporto, ad esempio, di proteine, quindi scarso apporto di altri alimenti come l'uovo, come la carne. Questo squilibrio alimentare porta a questa malattia che in molti casi conduce alla pazzia e poi alla morte. In una situazione ovviamente di questo tipo, la popolazione contadina rimane estranea, esclusa sostanzialmente dalle vicende politiche. La popolazione contadina tende ad essere indifferente in realtà nei confronti del dominatore di turno, qualunque esso sia, e tende a conformarsi a quello che agli ordini che provengono dalla Chiesa e in concreto a quello che dice il parroco del paese. E poi bisogna anche considerare il fatto che i patrioti tendono a fare la loro opera di portare avanti la loro opera di propaganda nelle città piuttosto che nelle campagne. Perché? Perché comunque si temono i contadini che sono diciamo più interessati ad una rivoluzione di carattere sociale, economico e sociale, non tanto ad una rivoluzione politica. Quindi si teme una rivoluzione sociale, quindi si temono anche i contadini. Esclusi quindi i contadini, di cui magari diciamo farò un po' il discorso un più ampio a parte, e qual è l'atteggiamento del resto della popolazione veneta? Si può parlare, a mio avviso, in base a quello insomma, che dicono le fonti, si può parlare di una maggioranza filo italiana, una maggioranza sì che è guidata dalle elite economiche e culturali, quindi da parte dell'aristocrazia terriera, ma soprattutto dall'alta e della media borghesia, dai professoristi, da parte del centro impiegatizio, dagli studenti,
però questa minoranza in realtà riesce a coinvolgere le classi popolari urbane e quindi si parla di bottegai, piccoli commercianti, artigiani, operai. Questi ceti popolari urbani sono coloro che risultano, ad esempio, implicati nei processi politici che si tengono in Veneto tra il 1859 e il 1865, sono oltre 2000, compreso in questo conteggio anche le province di Mantova e di Udine. Sono processi per quelli che vengono definiti reati di lesa maestà, di offesa, cioè al sovrano, di alto tradimento. Moltissimi sono quelli per quello che viene definita la perturbazione della pubblica tranquillità dello Stato, ossia le varie manifestazioni contro il governo austriaco, e alcuni per tentata emigrazione. Per tentata emigrazione perché in realtà soprattutto nel biennio 1859 e 60 e poi di nuovo nel 66, in occasione quindi della seconda e della terza guerra di indipendenza, sono moltissimi i veneti che fuggono per partecipare appunto a queste lotte. 20.000 si calcola soltanto tra 1859 e 1860 e di questi volontari buona parte appartengono appunto ai ceti popolari. Ritornando invece ai processi, sono appunto oltre 2000, ho detto, però bisogna calcolare che in un processo sono implicate di solito anche più persone e che non tutti gli arresti o le perquisizioni poi finiscono in un processo. Quindi questo già dà l'idea della quantità di persone che sono implicate sia sul fronte esterno sia sul fronte interno nella lotta contro il governo austriaco. Un altro fatto interessante che si può rilevare è che nel 1862 e nel 1864 la polizia austriaca compila degli elenchi di sorvegliati speciali, sorvegliati politici, ossia di persone all'interno delle varie province venete che vengono considerate particolarmente pericolose perché vengono ritenute in grado di guidare un eventuale moto insurrezionale contro appunto l'Austria. E quindi in questi elenchi, proprio su direttive, dietro direttive del governo di Vienna, si trovano solo le persone proprio considerate più pericolose, la crème della crème. Ed è interessante che all'interno di questa crème della crème, quindi non delle braccia che eseguono, ma delle menti, si trovano molti elementi appartenenti alle classi popolari. E infine appartengono sempre al popolo urbano anche la maggior parte dei volontari che nell'estate del 1866, quindi ancora nel mezzo diciamo, della terza guerra di indipendenza, entrano a far parte delle bande armate del Cadore e del Vicentino che si costituiscono appunto allo scopo di supportare l'azione dell'esercito italiano. E ho detto questo, rifacendoci un po' alla definizione data negli Annali d'Italia e Einaudi del Risorgimento come fenomeno di massa, anche per quanto riguarda il Veneto si può fare lo stesso discorso, cioè nel senso che oltre a chi prende in mano le armi, quindi va a combattere nelle guerre di indipendenza, oppure diciamo si impegna all'interno nelle manifestazioni contro il governo austriaco rischiando se non altro la prigione oppure l'esilio, c'è un'ampia parte della popolazione che si può dire lavora nelle retrovie, quindi raccoglie denaro, raccoglie armi, ad esempio camicie rosse per i volontari, filacci e bende per i feriti durante le guerre, ci sono coloro che aiutano a fuggire i compromessi politici. Basta pensare anche a tutto il lavoro di supporto che viene svolto dalle donne, quindi c'è un'ampia fetta della popolazione che non partecipa attivamente alle lotte diciamo, per l'unificazione italiana perché non ha l'opportunità, la possibilità, non ha l'età, in alcuni casi ha una situazione familiare che lo impedisce o semplicemente, molto più semplicemente, in alcuni casi manca il coraggio di esporsi in prima persona. Però le retrovie, diciamo, sono piuttosto ampie. Che dire invece delle correnti che si possono definire invece legittimiste, favorevoli all'Austria? Ci sono in Veneto? Ci sono sì, c'è una parte
della popolazione che vede di buon occhio la dominazione austriaca. C'è una parte dell'aristocrazia terriera, dei grandi commercianti, del clero, dei piccoli proprietari, dei mezzadri, cioè sono coloro che hanno i loro interessi, diciamo, che venga mantenuta la dominazione austriaca, magari sono alti funzionari che lavorano per il governo austriaco, oppure semplicemente sono persone conservatrici, amanti dell'ordine, che temono soprattutto che un cambiamento politico in realtà si trascini dietro anche un cambiamento di carattere sociale o addirittura di carattere religioso. Resta il fatto che questa parte della popolazione favorevole al dominio austriaco, a detta delle stesse testimonianze dell'epoca, rappresenta una minoranza. Per testimonianze dell'epoca mi riferisco a testimonianze non necessariamente di patrioti, anzi io parlerò delle testimonianze diciamo non di parte, ad esempio quelle dei delegati provinciali, che erano appunto i più alti funzionari a livello appunto delle province venete, che mandavano dei bollettini trimestrali al governo austriaco in cui indicavano appunto anche la situazione della popolazione. E in questi bollettini si trovano diverse notizie, ad esempio riguardo l'esistenza di questa parte della popolazione comunque legittimista e favorevole al governo austriaco. Il delegato provinciale di Belluno nel 1862 osserva che questa corrente esiste, però non è in grado di contrapporsi al movimento nazionale, cioè a quella corrente appunto più organizzata e più forte. Scrive il delegato provinciale di Belluno: bisogna pur confessarlo, un partito cosiddetto governativo non lo abbiamo, perché quella piccolissima frazione della popolazione che desidera e vede di buon occhio la dominazione dell'augustissima nostra casa regnante e l'aggregazione di queste province alla nostra grande monarchia, non si può chiamare un partito. Quindi sì, ci sono i legittimisti, ma sono una minoranza anche piuttosto debole. E altri delegati provinciali, nei loro periodici rapporti al governo austriaco, definiscono la situazione in Veneto generalmente tranquilla, ma sottolineano anche il fatto che questa apparente tranquillità in realtà nasconde un'opposizione abbastanza persistente e radicata. Ad esempio, il delegato provinciale di Vicenza scrive nel suo rapporto del gennaio 1863 che dopo il fatto di Aspromonte, in cui appunto, come sappiamo, Garibaldi era stato ferito dallo stesso esercito italiano, dice molte speranze erano un po' svanite anche tra quelli che vengono definiti liberali più esaltati, però precisa: con tutto ciò non scorgersi ancora un radicale miglioramento nello spirito pubblico ed un deciso ravvicinamento al governo, ma le aspirazioni continuano ad essere rivolte verso il Piemonte, non sapendosi rinunciare al desiderio della speranza che in un tempo più o meno lungo si uniscano ad esso anche queste province. Gli fa eco a distanza di qualche mese il delegato provinciale di Verona, che dice sì, la popolazione è apparentemente tranquilla, ma non bisogna fidarsi di questa tranquillità, perché dice che tanta e così crescente e ognor la possa del sentimento nazionale demone dell'epoca, che purtroppo suo malgrado ogni più favorevole apparenza non è a riporsi la minima fiducia di sicurezza di Stato. Stesso tipo di testimonianze si trovano anche e danno anche i viaggiatori stranieri che visitano l'Italia in questo periodo, oppure anche diplomatici stranieri. Ad esempio, tra i viaggiatori stranieri cito Mérimée, che nel gennaio del 1860, riferendosi quindi in un periodo in cui appena stata conclusa, diciamo, la seconda guerra d'indipendenza, scrive riguardo appunto alla situazione nel Veneto. Ecco, nelle testimonianze spesso si trova il termine di Venezia, che si riferisce non soltanto appunto alla città lagunare, ma indica il Veneto in generale. Scrive Mérimée nel gennaio 1860: tutto quello che si dice sullo stato della Venezia non è niente rispetto alla realtà. Non c'è più una casa che riceva, il popolo muore di fame, più di 5.000 persone sono passate in Lombardia.
Qualche anno più tardi, 1864, Taine, nel Voyage en Italie, scrive: una paesana a cui domandavo se qui amano gli austriaci mi rispose: sì, li amiamo, ma fuori. Il mio povero vecchio gondoliere mi parlava della sua miseria aggiungendo: Garibaldi farà qualcosa. Sembra qui che tutti, fino al sindaco, alla podestà, siano patrioti. Molti sono impazziti alla notizia dell'armistizio di Villafranca, molti sono emigrati. Non si possono rassegnare al pensiero che Venezia sia la sola in Italia a essere in mano agli austriaci. Anche i rapporti che vengono fatti dai diplomatici stranieri, e qui mi riferisco in particolare alla città di Venezia, non sono molto diversi da questa testimonianza. Parlo del console americano William Owens, che ha scritto anche proprio delle memorie sulla sua esperienza a Venezia dal 1861 al 1865, è stato console degli Stati Uniti. Appunto, parlando di Venezia, dice che la città conserva soltanto una pallida immagine della grandezza e anche dell'allegria, della spensieratezza che c'era nel passato, mentre il presente è avvolto da torpore, da tristezza che non sono spiegabili solo in parte, dice Owens, con la decadenza economica, con la decadenza commerciale. Scrive Owens di percepire chiaramente un implacabile risentimento e uno scontento inconsolabile del popolo veneziano nei confronti della dominazione austriaca, un odio meravigliosamente unanime ed amaro che è cresciuto nel tempo. Illusa dalle promesse di Napoleone I, ceduta all'Austria con il Trattato di Campoforme nel 1797, passata sotto il controllo dei francesi e poi di nuovo sotto il controllo austriaco, Venezia, scrive Owens, ha odiato i suoi oppressori in misura sempre maggiore. A ogni perdita di indipendenza, adesso li detesta con una forza tale che non si potrà placare se non quando sarà sancita una rinuncia assoluta di dominio. Anche il console francese Léon Pillet, che appunto si trova a Venezia a partire dal 1863, rileva la stessa situazione. Proprio nel primo rapporto che manda al ministro degli esteri francese osserva come Venezia sia sprofondata in una situazione di decadenza, di tristezza, di desolazione, e all'interno di questa situazione l'opposizione al dominio austriaco, seppur prudente, è comunque costante e radicata. È evidente, osserva Pillet, che il male ha delle radici profonde e che non è con dei provvedimenti polizieschi che si può sperare di estirparlo. Cioè, il governo austriaco cerca di nascondere la situazione, ma in realtà è piuttosto palese, perché osserva sempre il console francese, anche se i veneziani magari appaiono più tranquilli rispetto alle popolazioni di altre province venete, come ad esempio città Padova, e magari sembrano più rassegnati alla necessità di pazientare nell'attesa appunto che un'azione diplomatica o che una guerra finalmente li liberi dalla dominazione austriaca. Però, conclude appunto il console francese, per ogni buon veneziano non è che una questione di tempo. Ecco, questo ho fatto un po' una carrellata di testimonianze, appunto non di parte, quindi non da parte di patrioti impegnati nel movimento di liberazione nazionale, per sottolineare come appunto bisogna un po' scalfire, cambiare quell'immagine di un Veneto passivo o addirittura cioè passivo che aspetta la liberazione, la sua liberazione appunto dall'esterno o di un Veneto che addirittura sia contrario all'unificazione al resto d'Italia. Queste testimonianze dimostrano appunto il contrario. Poi nei successivi video vedremo come si articola poi nella pratica questa opposizione veneta, questa lotta che anche i veneti portano avanti contro la dominazione austriaca e a favore appunto di un'unificazione della penisola italiana.